arrivata, è arrivata anche in fretta. Forse troppo in fretta. Questa è la storia di come io praticamente, forse questa è l'ultima maglietta che mi posso comprare della Società Sportiva Calcio Napoli. Forse. Amici bellini, allora vi racconto questa storia. Prima di tutto è bellissima. Partiamo da questo presupposto, mi piace da morire. Benvenuta Vital Mapozzone, non posso avere idea. Benvenuti a tutti quanti, magari qualcuno arriverà su questo video per caso. Io sono Valerio Fluido, abito a New York e adesso lo scoprirete. Sì, cominciamo benissimo. E potete lasciare un like e un hype giusto per darmi un po' di soddisfazione, perché è stata una giornata emozionante per l'arrivo, ma anche pesante per la sorpresa che non mi aspettavo e che ho dovuto risolvere. Per farvela breve, io abitando in America è cambiata una cosa proprio nel giorno in cui ho fatto l'acquisto. Io, quando è uscita la maglia, la home e la away, volevo la away, però non ho fatto a tempo. Tra l'altro questa l'ho presa L ed è slim fit, ma mi va abbastanza, mi sento meno chiatto oggi, perché mi va abbastanza comoda, ed è giusto che sia comoda. Volevo quella bianca away ed è subito sold out, e quindi non ho fatto a tempo. Quando è uscita questa, quindi visto che io volevo una maglia bianca del Napoli, io cerco sempre di alternare, un anno prendo la home, un anno la away, cerco sempre di alternare. Questa qua era molto particolare, non ha lo scudetto che dà fastidio al mio green screen, tutta una serie di cose mie particolari, ma insomma faccio l'acquisto impulsivo, vado sul sito del Napoli ufficiale e vedo 75 euro, la spedizione in America la portano 18,90 €. Dice vabbè, si può fare, costa meno di quella là originale, insomma quella là da gara. Il supporto al Napoli non lo facciamo mancare. Comunque, come content creator, io qualche roba ufficiale addosso la voglio avere, perché fa bello avere anche le copertine con la roba addosso. E dopo un giorno praticamente o due mi arriva già la mail dell'UPS che mi dice consegna domani, così. Ho detto non è possibile, non è proprio possibile. Di solito la roba che arriva dall'Italia, altre volte che ho comprato dal sito del Napoli, ci volevano giorni e giorni, come minimo ce ne vogliono 20, dicono un minimo di 5, ma di 5 lavorativi. Io l'ho comprata nel weekend, non è proprio possibile. E invece era tutto vero. Io vi voglio far vedere come ho fatto, perché magari ho sbagliato qualcosa io. Non c'è nessuna opzione, me la devi mandare urgentemente, spedizione espressa, la voglio immediatamente, quanto io mi ricordi. E questa qua la aggiungo al carrello. Come vedete, nel momento in cui si mette l'indirizzo, esce scritto metodo di spedizione internazionale 1. Non c'è altra roba da cliccare, che la voglio internazionale 2, 3, 4, non ci sta. Quindi quando si clicca su spedizioni, per la spedizione verrà richiesto un contributo alle spese che sarà evidenziato durante la procedura di acquisto. Questa è la procedura di acquisto in relazione al paese destinazione dell'ordine. Al titolo indicativo variano ovviamente in base al peso, volume. Questa è una cosa standard minimo 7,90 per l'Italia. I prodotti spediti in Italia vengono indicativamente consegnati entro 1 o 3 giorni. I prodotti spediti all'interno dell'Unione Europea 3-4 giorni. Per spedizioni extra UE, cioè io, ci vogliono mediamente 4-5 giorni lavorativi, e ce ne hanno messi anche di meno. È una cosa incredibile. Insomma, io al momento in cui ricevo la mail da UPS, che è quella destinata a prendere il pacco e a mandarmelo a casa, mi dicono devi pagare alla consegna $102 in più, 102,45 in più. Dico, caspita, e sembra quasi una di quelle mail che mi arrivano tutti i giorni, le mail di scam, sai, siamo UPS, siamo FedEx, ci devi mandare, il tuo pacco è stato bloccato. Non ho preso nessun pacco, quindi io cestino la mail, ma visto che questa mail arrivava da UPS via Calicantus, che è l'azienda che poi spedisce per il Napoli, ho detto questo è vero, e lo scoprirò, perché poi me lo devono consegnare e mi dirà. Ed è proprio tutto vero, e io non sto nemmeno dando la colpa al Napoli, perché se si tratta, ecco perché io ho fatto un po' di ricerche, se si tratta effettivamente delle nuove tariffe imposte sui dazi che sono nate testè
in questo attuale governo, dove praticamente anche altri amici mi hanno detto che l'Italia, altri paesi in generale, le poste italiane non spediscono più roba in generale in America proprio per evitare problematiche, e io mi sono trovato di fronte alla condizione di dover o rifiutare, cioè dico non le voglio pagare queste 102, non me le avete detto, e perché io devo pagare più del prezzo che è il valore della merce che sto pagando. Siamo oltre il 100% del rincaro per i servizi di dogana, che non è proprio una cosa possibile immaginare. Col dubbio però che nel momento in cui viene rispedita al Napoli, il Napoli potrebbe anche rimborsarmela perché hanno la loro policy di rimborso, però potrebbero non rimborsarmi le spese di spedizione, potrebbero accollarmi anche le spese di controspedizione perché poi gli deve ritornare in magazzino, e io non sono neanche sicuro, e questo è un problema mio di dove abito, che non sono tenuto a pagare quei 102, che poi è una cosa che UPS anticipa per me, perché devono accollarsi queste spese pazzesche di controllo, di dogana, eccetera eccetera, ed è un debito che in teoria io ho nei loro confronti. Di conseguenza io non ho potuto rischiare di spendere comunque 100 e passa e non avere neanche la maglia. Io quando è possibile 200 le spendo lo stesso per la maglia. Quando l'ho comprata a Napoli, quella dell'anno scorso, e poi ne compri un'altra, si arriva a quelle cifre là. Quest'anno solo questa, facciamo conto che ci è venuta a costare un po' di più, facciamo conto che abbiamo nemmeno mi va di dire che abbiamo aiutato il Napoli a fare il mercato, perché poi al Napoli non gli arrivano questi sordi extra che io ho dovuto spendere. Ma tant'è, io se la situazione rimane questa, ed è una situazione condivisa purtroppo da tanti colleghi tifosi all'estero con cui io mi sto interfacciando su X, e c'è chi è andato anche peggio, perché io ho preso solo la maglia, c'è altri che invece avevano preso cappellino e felpa e là si arriva a 140 di tasse, c'è chi invece aveva fatto un ordine che vi posso mostrare, un ordine di circa $800. Questo poi, quando io dico il tifoso all'estero che ha un bisogno viscerale di Napoli e che se lo può anche permettere, magari il bisogno di stare in contatto anche con questi gesti, con la nostra origine, con la nostra terra e con la nostra passione. Il dottor Joseph aveva comprato $800 di roba ricevendo una tassa di $512 aggiuntivi. Non è pensabile che si possa fare una cosa del genere, e quindi sono molto triste, molto deluso, e questo sta accadendo a molti tifosi che non ne hanno colpa, non ne ha colpa neanche il Napoli, ovviamente, a meno che il Napoli non decida di accollarsi quelle che sono, perché al momento della spedizione chi spedisce può accollarsi i costi della dogana che ci sono ulteriori. Il Napoli non lo fa, forse non è anche possibile farlo, non lo so, ma certamente un costo aggiuntivo a sorpresa per chi compra del merchandise della propria squadra non è accettabile, ed è molto triste che noi qua all'estero dobbiamo rincorrere la nostra passione e non sempre riusciamo a raggiungerla. Mi hanno anche consigliato di mandare una mail, lo stesso driver mi ha consigliato di telefonare UPS e di vedere se si può disputare, to dispute these charges. Io ho accettato, altri hanno rifiutato e hanno telefonato, hanno mandato la mail. Nel frattempo queste maglie sono in ostaggio da UPS, io l'ho presa perché volevo fare il video e avevo questa esigenza, oltre ad altre problematiche che non vi posso spiegare, ma non avevo altra scelta, tra virgolette, con la speranza che si tratti di parte di costi di dazio normali che si possono immaginare, e altre un errore di richiesta di spedizione espressa urgente che in effetti si trova sulla bustina, perché è sempre bustina alla fine, non è un pacco, non è un plico, non è uno scatolo, è una bustina che infatti esce tutta mappociata, e vabbè. E c'è la scritta espressa sopra, come se io avessi fatto una richiesta di delivery immediato, e che quindi fa schizzare i costi. Mi è arrivata in tempo incredibile, quindi posso immaginare che ci possa essere questo errore. Nessuno di noi ha chiesto, che ci siamo ritrovati questa tassa, ha chiesto la spedizione espressa, e tutti si sono trovati con questa problematica. Vi darò aggiornamenti per quanto riguarda se mi risponderanno alla mail, se mi faranno un rimborso oppure parte del rimborso.
Nel frattempo vi posso raccontare che la maglia, al di là del colletto che, ripeto, non mi fa impazzire ma me lo faccio piacere quando vedo il collo di De Bruyne che ci sta dentro, la maglia io la ritengo bellissima, ben rifinita, è un poliestere però al tatto è soddisfacente. L'unico problema, ho trovato una briciola di qualcosa sulla maglia, forse una brioche mentre la stavano incartando, c'era una brioche e anche un po' di una macchiolina sporca, mi è arrivata sporca. Onestamente questa cosa qui, ecco, se io non posso dire niente al Napoli per quanto riguarda il costo extra che mi sono ritrovato, a maglia sporca bianca con la macchiolina che può essere una macchia di, non lo so, di caffè oppure della stessa brioche di crema, non lo so di che cosa può essere, però la maglia nuova mi è arrivata sporca. È una piccola macchiolina che però non ci può essere, non ci dovrebbe essere assolutamente se le cose fossero state fatte in maniera perfetta. Quindi purtroppo io con questo chiudo il rapporto con il supporto al Napoli Calcio via merchandise per troppi motivi, perché su questo bisogna ancora crescere. Purtroppo i design sono bellissimi, Valentina si mette a disposizione come se fosse addirittura una commessa qualunque, si mette a rispondere a tutti i messaggi, è sempre disponibile, va, dà una mano, risponde a chiunque che ha un problema. Non è una responsabilità sua, però alla testa della catena ci deve essere un'organizzazione migliore, avvertire i tifosi all'estero che c'è stato un cambiamento, ve la potete permettere, se non ve la potete permettere è un altro paio di maniche. E quindi esperienza agrodolce, perché la maglia ce l'ho, è arrivata in fretta, è bellissima, però tutte le altre cose fanno parte dell'esperienza. Non ci sono altre grandi novità, se non che Elmas ha scelto il 20, comunicato ufficialmente, numero che viene da Zielinski, insomma anche simbolico per quanto mi riguarda, e Højlund dovrebbe avere la 19, quindi vado a scrivere la mail, vado ad aggiungere i nuovi campioncini sulla nostra analisi tattica e poi parleremo anche dei nostri che sono andati in nazionale, perché sono parecchi e dobbiamo controllare che non si fanno niente. Da New York, purtroppo, cioè, sotto un certo punto di vista, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. A tutti quelli che sono in America e che hanno potuto capire questo video, state attenti, perché queste sono le possibilità. Non è detto che accada a tutti, ma è accaduto a me.